Mi permetto anche di cogliere l'occasione per portare la vicinanza della città di Castelfranco Veneto alla famiglia a nome mio e a nome di tutta la comunità. La notizia dell'improvvisa scomparsa di Marco Innocente, ucciso a 22 anni dalla meningite, ha profondamente scosso l'intera comunità castellana. Il giovane abitava a Salvarosa con i genitori e la sorella minore. La famiglia è molto conosciuta e tutti ricordano Marco come un ragazzo solare, generoso, sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Dopo il diploma al Giorgione di Castelfranco si era iscritto alla facoltà di Scienza dell'Educazione all'Università di Padova per diventare insegnante. L'altra sua grande passione era il calcio. Aveva giocato nella Virtus Castelfranco ed ora aiutava come vice allenatore dell'Under 15. Una cosa che ha sconvolto la comunità. Arrivano messaggi di testimonianze positive nei confronti di questo ragazzo che veramente fanno trasparire di che pasta fosse fatto, cioè un ragazzo di quelli alla buona che si dava da fare nel mondo dello sport. Si era impegnato, mi dicono anche l'anno scorso in tempo di pandemia con la disponibilità a sopperire mancanze scolastiche e quindi veramente un figlio di quelli insomma di positivi, no? Un figlio di quelli che vorrebbero avere tutte le famiglie. La data dell'ultimo saluto a Marco Innocente non è ancora stata fissata.